con Fabio Agostini, responsabile di Cantine Produttori Noale. Però Cantine Produttori Noale, Fabio, che non è solo vino ma anche prodotti agricoli, perché Esatto. effettivamente oggi le persone hanno poco tempo, vanno nei grandi supermercati, nei grandi centri commerciali, magari i prezzi sono più alti, i prodotti chissà da dove vengono, Certo. tutti belli esteticamente, tutti fantastici, tutti perfetti, però alla fine invece la cantina Produttori Noale ha qualcosa di diverso. Ci vuole spiegare cosa? Certo, noi dalla fine del 2017 nostra sede di Noale, oltre al commercio di vino, alla vendita di vino a dettaglio, abbiamo anche inserito il reparto di macelleria, gastronomia e anche ortofrutta. L'ortofrutta ovviamente abbiamo tra i nostri associati chi ha la coltivazione di verdura sempre a chilometro zero, quindi oltre a conferirci l'uva ci conferiscono anche vari tipi di verdure che noi selezioniamo e che quindi il cliente ha una qualità decisamente superiore perché sono tutte coltivate qua in zona, quindi non ha lunghi tragitti per il trasporto dal campo al negozio, e quindi abbiamo una qualità nettamente migliore, insomma. Ecco, quindi si parla tanto di chilometro zero, però alla fine abbiamo anche perso, quindi abbiamo questa fissa del chilometro zero, però abbiamo perso anche un po' il senso della stagionalità. Esatto. Quindi invece con la produzione che avete voi non si hanno più i pomodori perfetti a gennaio o dicembre, ma invece è quando c'è la stagione. Infatti quest'anno che abbiamo avuto delle avversità climatiche non delle migliori, abbiamo per esempio i pomodori sono un po' in ritardo, abbiamo anche altre varietà che sono un po' in ritardo, e quindi si comincia a vendere dei prodotti che prima si vendevano magari 20 giorni fa, adesso sono pronti fra poco, insomma, però abbiamo la stagionalità anche di questo. Un ritorno a far capire soprattutto ai più piccoli che il prodotto ha la sua stagione di poterlo vendere, di poterlo consumare, insomma. Che cosa chiedono oggi i consumatori? Che tipo di esigenze hanno? Vogliono il prodotto perfetto o ricercano la genuinità? Loro vogliono esclusivamente il prodotto genuino, che non abbia trattamenti con prodotti come dire, strani, con prodotti che puntano soprattutto a fare la bellezza del prodotto, ma che sia genuino e sano, perché puntano soprattutto a quelle cose lì. Quindi tornare a prendere i prodotti da voi significa tornare un po' indietro nel tempo, è come andare dal contadino alla fine. Esatto, la stessa cosa, solo che è un contadino che ha un negozio un po' più fresco, che magari non è il contadino che ha le casse lì in strada o magari è dentro a casa sua. Ecco, cerchiamo di avere una comodità, perché con noi, con il parcheggio e tutto, la gente che viene là trova prodotti di qualità sia dalla macelleria, dal vino, gastronomia e anche l'ortofrutta. Ecco, siamo qui venuti a fare direttamente in campagna questo reportage proprio per spiegare ai consumatori delle cantine produttori Noale che effettivamente c'è la possibilità diretta del prodotto, cioè adesso poi faremo un giro in mezzo alle piante per farvi vedere che non sono finte queste piante, ma veramente i prodotti ci sono. Ed è poi molto bello, Fabio, di essere d'accordo con me, legare il cibo, il consumo del cibo alla stagionalità. È sempre bello quando cambia la stagione e prendere i prodotti della stagione. Anche il nostro corpo è più abituato a questa situazione qua, invece l'acquisto del supermercato purtroppo ha neutralizzato anche il piacere dell'aspettativa, di aspettare la primizia, di aspettare il prodotto che è appena uscito. Invece voi avete chilometro zero, prodotti genuini, prodotti direttamente dalla terra. Adesso facciamo un giro così vediamo effettivamente quali sono i nostri prodotti. Grazie Fabio di Grazie questa a voi. Grazie. preziosa testimonianza.